La Trincea Cuzzi fa parte del parco tematico della Grande Guerra Mondiale di Monfalcone. Si trova alle spalle di Monfalcone e ancora oggi è perfettamente conservata e visibile. Fu dedicata al tenente colonnello Amedeo Cuzzi degli Alpini, che la scoprì per caso ed iniziò a liberarla dalla vegetazione. È stata resa completamente visibile nel 1998. Dopo la morte del tenente colonnello, il gruppo Alpini di Monfalcone ha voluto dedicargli questo tratto di trincea. Lo scavo si trova lungo il sentiero CAI 84, sulla principale linea italiana che va verso est fino alla quota 104, dove termina il Tamburo, che è una parte della trincea a forma circolare. Dall'altra parte si congiunge con la linea arretrata che passa da quota 98, collegandosi alla trincea Gioffre, profonda 2 metri e larga 1,5 metri circa. Si estende con un adattamento curvilineo per circa 30 metri. Si accede tramite gradoni ed è percorribile internamente. Al suo interno si trovano una piazzola per la mitragliatrice, una postazione di vedetta, le feritoie per i fucili, più 2 caverne ricovero. Buona visione! Allora, sono arrivata alla Cuzzi. Questa parte qui non è agibile, quindi non si può entrare. Questo è il sentiero dei castelli, castellieri mi pare che si chiama, adesso vediamo, c'è scritto qua, castellieri, sì. E siamo giunti proprio nel parco tematico di Monfalcone, della Grande Guerra di Monfalcone. Questa è la trincea Siracusa Cuzzi. Non conosco la sua storia, questo lo sa, l'ha studiata la mia amica Isabella del canale Isotta Rap. Adesso cerco di scendere, anche perché non ho le scarpe molto adatte, devo dire. Qua è anche scivoloso perché adesso vedete che faccio movimenti strani perché mi sto appoggiando. Allora, se c'è qualcuno qui, per favore, può parlare nello strumento che ho in mano. Mi raccontate la vostra storia? Io mi chiamo Lina, voi come vi chiamate? Qua è dove salivano per sparare. Adesso salgo anch'io se riesco, con lo zaino su un po' difficile, penso che ci riesco, tiro sulla mano. Qua è la feritoia dove sparavano. Ok, andiamo avanti. Parlate in questo strumento, per favore. Qui c'era una mitragliatrice? Potete raccontarmi la vostra storia delle mitragliatrici, dei gas velenosi che vi siete dovuti propinare queste... Qui c'è credo una grotta, non so se si può entrare, andiamo a vedere. No, è saldato, non si può entrare. Provo ad accendere la visuale notturna per vedere se si riesce. Scusate, perché c'è ancora un buco. Tocca girare. Peccato che non si riesce. Peccato che non si riesce a vedere. Rimetto la visuale normale, siamo in giorno anche se parlate in questo strumento che ho in mano, per piacere.
Qui c'è una grotta, è la 64, M64, dove è scritto qua? Eccolo qua. L'anno della mia nascita. Vediamo un po' se riesco a scendere perché la vedo parecchio scivolosa. Come è piovuto sicuramente ci sono incrostazioni calcaree ed è molto bagnato, sento l'acqua che scende. C'è qualcuno in questa grotta? Potete dirmi i vostri nomi e cosa facevate qui? Vi risparmiavate? Vi riposavate? Che belle incrostazioni. Ho sentito un colpo. Siete stati voi? Tutto bagnato perché ha piovuto fino adesso. Guardate le gocce che vengono dall'alto. Ok, esco perché altrimenti mi si rovina la telecamera. Grazie per avermi ospitata fin qua in questo, nella vostra casa, perché all'epoca questa era la vostra casa. Adesso esco. Se volete dirmi qualcosa lasciatelo detto qui, anzi no. Se potete per favore parlare tramite questo strumento che adesso accenderò. Potete anche parlare nella telecamera, ma con questo avete più frasi. Mi dite cosa facevate qui? Come usavate questo antro? Io mi chiamo Lina, voi? Steve.